Nelle colline, a dire la verità, non si parla di ondata di calore solo negli ultimi giorni, se ne parla da un po' da inizio stagione quasi. Diciamo, noi abbiamo avuto un aprile caratterizzato da delle temperature comunque sopra la media rispetto allo storico. Abbiamo una serie storica del 1959, quindi insomma sui 60-70 anni la caratteristica anche di aprile è stata di caldo. E maggio, in modo un po' anomalo, ha avuto una seconda decade caratterizzata da temperature basse, molto basse. Poi tutto ad un tratto, insomma, la terza decade, quindi verso fine mese, fine maggio, e c'è stato un brusco innalzamento delle temperature con la prima vera ondata di calore, quindi più di 4-5 giorni con 30-35 gradi di temperatura massima. Giugno è stato caratterizzato da una lunga ondata di calore, perché sono 15 giorni dove queste temperature massime non calano, dove le temperature minime sono caratterizzate da un range al di sopra dei 18 gradi, quindi si parla di notte tropicali, osiamo anche dire delle ondate di calore notturno. Questo fa sì che la vite non vada in piena attività di traspirazione, perché le temperature alte e la scarsa disponibilità idrica portano la pianta a chiudere gli stomi. Ecco, quali sono le conseguenze appunto per il vigneto? Che cosa si vede in vigna? Allora, in vigneto vediamo diversi sintomi dovuti, legati insomma a questo stress termico combinato allo stress idrico. Ad esempio, gli apici vegetativi iniziano a essere più verticali invece che archiettati verso il basso, e allo stesso tempo anche le foglie tendono a essere più verticali, quindi un angolo un po' più verticale, e questo fa sì che la pianta cerchi di fuggire, diciamo, ai raggi della luce, no? Anche un po' per proteggersi, oltre che a livello proprio fisiologico va a chiudere gli stomi. E la chiusura degli stomi di solito è vicina, avviene quando le temperature sono vicine ai 30 gradi, ma in una condizione come quella attuale dove anche l'acqua disponibile è poca, questo fa sì che questa soglia venga raggiunta prima e quindi la chiusura degli stomi sia anche a una temperatura minore dei 30 gradi. Consideriamo che in questi giorni abbiamo delle minime vicine ai 25 gradi, quindi veramente anche la pianta fa fatica ad avere il suo flusso, ecco. Quali sono i rimedi e le soluzioni per questo problema? Diciamo, si può agire su diversi archi temporali, no? Nell'immediato si possono fare delle irrigazioni di soccorso, chi ha la disponibilità dell'acqua, e su questo anche il consorzio ci sta lavorando con dei progetti che mirano a creare dei nuovi microinvasi, ma allo stesso tempo anche la gestione della parete fogliare, quindi facendo attenzione alle cimature, alle sfogliature, all'esposizione del grappolo verso la luce, che può comportare anche degli stress a livello di acino. E nel medio periodo sicuramente la gestione del suolo riveste un ruolo importante, ad esempio arricchendo il suolo di sostanza organica. Questa sostanza organica ha la capacità di recuperare, di assorbire acqua 10 volte il suo peso, no? 10-20 volte anche il suo peso, e questo fa sì che il terreno sia più capace, più ricco di acqua, no? E quindi fa resistere la pianta un po' più a lungo termine, e anche su questo il consorzio ci sta lavorando con dei progetti dedicati.